all'assessore perché comunque l'hai all'aereo, quindi me la Che ne ho letta una sul cucciolone, sai che il geato che scrive barzellette. Sì, era meglio se era originale, però vabbè, no, anche no. così. Vabbè, non so se mi ricordo bene, comunque che se la mamma e il papà di Pierino Sì. che vanno a prendere Pierino a scuola, no? scuola, sì. E per andare a trovare la nonna materna, Sì. su mamma del Pierino. Sì, Perché è nonna paterna, sua mamma, del suo papà, Pierino. poi ha detto era mancata, insomma, che brutta storia, non so se è un modo di sentire, ti sa niente ti della nonna del Pierino, pure. È Delfina? No, non so, sinceramente non so, però... No, ma è lei che sta raccontando la barzelletta, la racconta. No, scusami se rido, ma è Delfina. Sì, le fa ridere. Sì, Delfina, si chiamava Delfina. Beh, scusi, ma faccia ridere anche noi, no? Perché siamo qui che... No. Arrivo a Barzetta, ma Sì. poretta, è storia, praticamente era in bicicletta, era di andare al cimitero a cattare suo marito, poretto, e il nonno del Pierino, che sarebbe il papà, Del papà. nonno paterno. Sì. E invece, sbrissato a bicicletta, aveva piovuto, fatto sabbietta, è sbrissata, e si è rotto il femore. Se dici niente, oddio, magnaca. E invece che c'è stata complicazione sull'intervento, non si è mai capito cosa è successo. Fai la mattina non c'era più. E ora causa all'ospedale, te sapessi che disastro che si è venuto fuori. Dopo si è scoperto che ha perso la causa, ma perché? E a chirurga che aveva una tresca con l'avvocato che aveva fatalità, e così non si è mai capito bene là cosa che sia successo. Comunque, poretta Delfina. Scusi, ma Non sta è roba più fa con noi. parte della barzelletta? No, era per spiegarti fiatire della famiglia del Pierino, se non te sapevi, è giusto anche che te Ci può sappia. raccontare la barzelletta che... Dai che ho poco tempo, ora. Appunto! Cioè, E a mamma e papà del Pierino vanno a prendere Pierino a scuola per Sì. andare a trovare la nonna materna. Sì. Perché la nonna paterna, te. sì, andiamo. E ora carica in macchina e va in piazza e parcheggia vicino all'appartamento che aveva in piazza, certo. perché una volta abitava in campagna, adesso si aveva spostato in centro. Non ti sei mica ti che aveva cambiato casa? No, Poretta, io- ieri che no. sei stato un mai, perché stava in campagna prima attacca il campo sportivo, il capiteo, campo sportivo, rotonda a sinistra. Sono pasterato di sassi. E stava a poretta. E che sei rimasta un mai, un anziano che cavi che do bestie, do gaine, nell'orto e va via con la testa. Ma non si fidava più di assarla che si muoveva in bicicletta, se si spaccava il femore anche a quella, cosa facevamo, poveretto Pierino. E ora i fratelli che preferito tornare un appartamento più in piazza, che se era più autonoma, se ad andare in farmacia a torse il pan, poveretta, così no, ad andare a bicicletta, capisci? Piuttosto che mandarla in casa di riposo da che a badante, che preferivo fare così, capisci? E si che va all'appartamento adesso. Scusi, sta cosa fa parte della barzelletta? Ma ti non ti interessa sapere un fiatino di sta Ma famiglia? mi vuole del Pierino? raccontare la barzelletta che ha poco tempo? Sì, dai che ho poco tempo. E ora? E a mamma e papà dei Pierini va a prendere Pierino a scuola Sì. per andare a trovare la nonna materna che stava in piazza, no? Sì. E parcheggia la macchina, Sì? e va verso a casa Sì? e su quello Su quello? se è sciolto il cucciolone ne ho letto il finale. Senta, Scusate, ringraziamo un aereo da nuovamente prendere. l'assessore Ciao. che stavolta se ne va veramente.